Detto in modo sbagliato quello che molti pensano, Luca Zaia entra di prepotenza sul caso espulsioni nella Lega, difendendo l'amico Fulvio Pettenà ma invitandolo a chiarirsi con i vertici di via Bellerio. Se non sa cosa scrivere per spiegarsi, dice: lo aiuto io. Etichetta anticancro sul vino, battaglia vinta al Parlamento europeo, non è il consumo del vino ma l'abuso della bevanda il fattore di rischio, esultano consorzi e produttori, domani la partita del Prošek. No alla disobbedienza, il sindaco Mario Conte contro la proposta provocazione del collega Fabio Chies di non pagare la bolletta per un mese, lavoriamo, dice, per limare sul bilancio. Intanto Casugara sigla l'accordo trentennale con Ca' Foscari per 12 milioni di investimento sul territorio, nuova sede, studentati e nuova biblioteca. Oltre 100 carabinieri questo pomeriggio hanno pattugliato le zone a rischio della Marca, controlli straordinari per arginare uno dei fenomeni più odiosi, quello dei furti. Torno presto, la promessa dei fans di Red Canzian, che in un nuovo messaggio affidato ai social mostra i miglioramenti dopo l'infezione al cuore che lo aveva colpito a gennaio. A Nervesa della Battaglia, un corso di buone maniere che diventa occasione per riscoprire la gentilezza in un periodo difficile come quello della pandemia. Riparte domani su Antena 3 la Zanzega, prima tappa sulle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, appuntamento alle 21:15. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Dunque, l'avete sentito dai titoli, partiamo dalla politica. Se non sa cosa scrivere come spiegazione per spiegarsi, per chiarirsi con via Bellerio per quello che ha detto, lo aiuto io. Un Luca Zaia che entra di prepotenza sul caso espulsione della Lega, difendendo l'amico Fulvio Pettenà, ma invitandolo a confrontarsi serenamente proprio con i vertici federali di Milano. Sentite. Io penso che lui abbia espresso delle considerazioni che tutti noi facciamo, no? Nel nostro intimo, più o meno pubblicamente, rispetto alla necessità di avere i congressi, rispetto alla necessità di chiudere questa fase congressuale. Dopodiché c'è modo e modo per esprimersi, ognuno è il suo. È al tavolo di Marghera, ma per una volta smette i panni dell'amministratore alla guida del Veneto per rimettersi la casacca della Lega e lo fa sbilanciandosi come mai aveva fatto finora sul caso espulsioni. Anche perché in ballo tra i nomi c'è quello di un amico, di una figura di primo piano nel carroccio trevigiano, quel Fulvio Pettenà sul patibolo per i duri e ripetuti attacchi a Matteo Salvini, ultimo in ordine di tempo dopo la rielezione di Mattarella. Ma sarebbe un'espulsione difficile da digerire, anche perché, lo sottolinea chiaramente Zaia, dal Veneto non è arrivata nessuna sanzione per i veneti. La partita compete a Milano. Pettenà, per dire, la storia della Lega. Cioè, la Lega sta a Pettenà come Pettenà sta alla Lega. Parlo di un amico, no? Pettenà, lo sanno tutti che è il mio grande amico, cioè, insomma, abbiamo fatto vacanze assieme, amministrazione assieme, insomma, lo vedo anche di tanto in tanto. Zaia cerca di mediare. Dire che Pettenà ha espresso in modo sbagliato quello che molti pensano intimamente sull'assenza di congressi e le decisioni unilaterali di Milano significa che il malumore degli ultimi tempi è arrivato fino ai piani alti, ma al tempo stesso tira per la giacca Pettenà. Ha fatto parte dei proveviri, sa qual è la liturgia e quali sono le regole. E regole vogliono che ora ci sia un confronto aperto ma sereno, innanzitutto con delle considerazioni scritte, destinazione via Bellerio, anche a costo di aiutarlo a scriverle. Io consiglio a tutti di fare queste 3 righe, insomma le ho fatte anch'io quando mi sono preso il provvedimento disciplinare. Se non ha voglia di farlo, se non vuol farlo, a tutti dico fatelo. Cioè, quantomeno riportate in bella le cose dette in brutta. Per Pettenà, se non ce la fa lui a farlo, gliela faccio io. La bella, sperando che tutto questo serva a ricomporre gli animi e a fare anche in modo che altri non si inseriscano in un dibattito che è legittimo, ma che si inseriscano con altre finalità. Nessuno vuole fare morti in questa guerra, ribadisce Zaia, che torna a consigliare a tutti, Pettenà in primis, un maggiore equilibrio. Da qui a trasformare tutto in una prova di forza, decisamente no. Faccia queste 3 righe, se non le fa lui che scrivo me, e dopodiché insomma sentite, abbiamo gente che non sa come sbarcare lunaria. Ecco, mi fermo qua. Mi sembra anche che possiamo dare un bel segnale di riappacificazione. E adesso l'economia, la battaglia in Europarlamento sul vino è stata vinta, domani c'è la partita del Prošek.
Non è il consumo del vino, ma l'abuso della bevanda il fattore di rischio. È il principio su cui si basa la modifica sul piano di azione anticancro approvata ieri a tarda sera dall'Europarlamento. Marcia indietro di Bruxelles, dunque. Non ci saranno più riferimenti al cancro nelle etichette di vino prodotte in Italia. Le modifiche al Cancer Plan trovano piena soddisfazione delle associazioni di categoria, secondo le quali la decisione va verso l'equilibrio e il buonsenso. È stata una decisione saggia, dico io, non doveva secondo me neanche andare in discussione una cosa del genere, perché non è sicuramente una bella pubblicità per il vino. Niente più bollino nero, solo raccomandazioni che invitano ad un consumo responsabile. Con il bollino nero avremmo avuto una riduzione di consumi prevedibile di un 10%, però sarebbe stato catastrofico, penalizzante ed è tutto insensato. Esulta anche il consorzio Prosecco di OCG, che solo l'anno scorso ha venduto 104 milioni di bottiglie, più 13% di vendite, per un valore di 600 milioni di euro. Sarebbe stato un grossissimo problema quello di applicare un warming sulle nostre etichette, e in questo caso avrebbe davvero creato confusione nel consumatore. Battaglia vinta sul fronte dell'etichetta, ora le preoccupazioni si spostano per ciò che dirà la Commissione europea a riguardo del Prošek croato. Da domani iniziano i confronti a Strasburgo, dopo che numerosi dossier sono arrivati dall'Italia. E a questo punto attendiamo fiduciosi un responso. I tempi oramai sono maturi e chiediamo all'Unione Europea che comunque prosegua un lavoro di tutela, un lavoro che per noi anche sul fronte del Prošek sarà importantissimo, non solo per il sistema vino italiano ma anche per quello europeo. Perché creerebbe un precedente non solo al Prosecco ma a tutti i prodotti che nascono nei territori e portano il nome del territorio, perché dobbiamo ricordare che Prosecco non è un vitigno, non è un'uva, ma è un territorio. Allora a quel punto discutiamo anche del Barolo, del Chianti, dello Champagne, di Bordeaux, di Borgogna, che rappresentano comunque dei territori e ne portano il nome. Le buone notizie dunque dall'Europarlamento per il vino, le buone notizie anche sul fronte sanitario, sempre più vicini a quanto pare alla fine del tunnel del Covid, quando ormai si avvicinano i 2 anni dalla pandemia in Veneto. Se i dati avranno questa conferma nei prossimi giorni, dal 7 marzo, sapete che ci vogliono 2 settimane di conferma, noi siamo zona bianca. 5.181 nuovi positivi, RT che oggi è sceso sotto 1 e flessione della pressione ospedaliera con 18 ricoverati in meno rispetto a ieri. Resta ancora alto il numero dei decessi, 30 in 24 ore, ma tutti i parametri danno curve in rapida discesa e proiettano il Veneto in fascia bianca. Poco cambierà visto che le mascherine all'aperto non sono più obbligatorie. Il presidente Zaia torna in diretta da Marghera e traccia il quadro di una situazione in miglioramento, aprendo a delle riflessioni a 2 anni dall'inizio della pandemia. La fortuna in Veneto è stata di avere la sanità al nostro fianco, con bravi operatori che hanno fatto il loro lavoro, dice, ma la sanità nel nostro paese va ridisegnata. Io penso che ci voglia un nuovo piano di sanità pubblica in questo paese, che tenga presente che nel momento in cui ci vogliono i piani anche pandemici aggiornati. Sul Green Pass, il giorno dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di certificato verde rafforzato per il lavoro per gli over 50, 77.000 in Veneto le persone teoricamente coinvolte, Zaia pensa non sia un problema per l'89% dei veneti vaccinati. Penso che scomparirà, non è che gireremo tutta la vita del Green Pass. Pensare di abolirlo nel giro di qualche giorno o di qualche settimana, non lo so. Il Green Pass è correlato alla necessità di capire se siamo in sicurezza. In questa fase non lo siamo. Poi il passaggio su altre questioni d'attualità, dai balneari. Il tema delle nostre concessioni balneari deve essere rispettoso della storia e dell'identità dei nostri concessionari, dice Zaia, fino al caro bollette. Necessario pensare alle famiglie in difficoltà e prestare attenzione al rischio di nuove delocalizzazioni delle imprese. Perché comunque è uno dei fattori limitanti della produzione, è il costo dell'energia. Cioè quando tu leggi che ci sono aziende che fanno il fermo produttivo perché non ci stanno più dentro, ok, se è una roba della settimana si risolve tutto bene, ma se è una roba che diventa strutturale, il fermo produttivo si chiama delocalizzazione. Quindi al governo bisogna che siano attenti al fatto che il caro energia rischia di spopolare i territori produttivi, di creare occupazione, di creare delocalizzazione, e quindi non è solo più un problema di bolletta,
È un problema di strategia di sviluppo. Il caro bolletta investe anche, lo sappiamo, i comuni, lo sappiamo da tempo, ne abbiamo parlato, e serpeggia anche la tentazione tra alcuni sindaci di applicare la disobbedienza, di non pagare per un mese la bolletta. Il sindaco di Treviso, nonché presidente di ANCI Veneto, però non è d'accordo. Io non sono mai per invitare i colleghi sindaci piuttosto che i cittadini a disobbedire a quelle che sono le regole dello Stato civile, anche perché il debito poi non verrebbe cancellato ma verrebbe semplicemente accumulato. Ebbene, accetta ogni forma di protesta perché il governo intervenga per calmierare gli aumenti in bolletta, ma non chiedetemi di invitare alla disobbedienza. Tolta la fascia di primo cittadino, Mario Conte veste quella di presidente ANCI, confermando di non voler sostenere né veicolare la proposta del collega Fabio Chies. Il caro energia è un tema. Come primo cittadino l'impegno è quello di non far gravare i costi della macchina amministrativa sui cittadini. Io credo che sia importante continuare il confronto, il dialogo, anche serrato, anche a volte forte con il governo, perché ci sia un intervento finanziario importante subito per abbassare l'effetto di queste bollette. Le dichiarazioni del sindaco di Treviso nel giorno in cui la città fa un passo in avanti verso lo sviluppo del territorio, firmando un protocollo trentennale con l'Università Ca' Foscari di Venezia da 12 milioni di investimenti che porteranno ad una nuova sede, biblioteca e studentati. Una sinergia sempre più forte che ci riempie di orgoglio e ci carica anche di responsabilità. Intanto l'assessore Schiavon tenta di fare le pulci al bilancio, con costi di 1,2 milioni all'anno solo per illuminazione pubblica, più un altro €1 milione per la gestione del patrimonio. Su base annua è da un mese che ci lavoriamo, ma stimiamo incrementi per 1,5 milioni solo di energia elettrica. Non stiamo ragionando su tagli e i servizi ai cittadini devono essere liberi di continuare a essere come sono adesso. Sto lavorando in maniera celere per chiudere un bilancio a marzo e per far sì di liberare eventuali risorse che speriamo ci siano con la chiusura dell'avanzo. E a fare i conti sono anche, come sappiamo, imprenditori ed esercenti, alle prese con le bollette anche triplicate, se non di più. Il caso di un notissimo panificio proprio a Treviso. Questa è 2.522 di quest'anno. Esatto, con 10 giorni in meno di lavoro perché eravamo chiusi. La stangata delle bollette di luce e gas rischia di uccidere le piccole imprese della marca. Ecco lo sfogo di un imprenditore che vede la bolletta del gas triplicata rispetto a quella dell'anno scorso. La somma divisa i 21 giorni di lavoro sono 125 euro al giorno solo di gas. 125 euro, praticamente mi costa di più l'uso della materia, cioè gas, che le materie prime che uso per la produzione del pane. Cifre elevatissime, impossibili da sostenere, che però non possono essere coperte con l'adeguamento dei prezzi dei prodotti, perché difficilmente si riesce a recuperare il costo della bolletta con un piccolo aumento. Avevamo già avuto un incremento noi a novembre e dicembre, infatti le bollette erano sui 1.400-1.500, però ci stava perché avevamo la produzione di panettoni e quindi sai, con l'extra produzione e il lavoro di Natale. In questo caso il proprietario del panificio sta valutando se rinunciare ad un forno a muratura, una vera e propria archeologia industriale che permette di realizzare prodotti di eccellenza, ma che allo stesso tempo consuma tantissimo perché deve essere tenuto acceso 24 ore su 24. Finché era una gestione di 700-800 euro, sei lì in cameri senza problemi, è storico, è da 50 anni che siamo qui, di conseguenza non è un grosso problema. Però i problemi subentrano quando la bolletta da pagare triplica rispetto all'anno precedente e non rimane altro che fare un appello alle sfere alte. Spero che arrivi al sindaco e che in qualche modo, so già che sta appunto combattendo anche lui per la stessa causa, per la municipalità in primis, e spero anche per le aziende, piccole e medie aziende, che come soffre la municipalità, soffriamo anche noi, di conseguenza. Dalla questione bollette a un altro allarme, non sono state settimane facili sul fronte dei furti tornati di prepotenza in primo piano. Nel pomeriggio di oggi oltre 100 uomini dei Carabinieri in azione con una task force di controlli straordinari anche con l'elicottero. Con loro c'erano Daniela Sizia e Francesco Ceron.
Ci troviamo a Villorba, dove sono scattati da qualche minuto controlli straordinari del territorio, controlli importanti per cercare di prevenire e di arginare fenomeni odiosi come quello dei furti, ma non solo. Io sono in compagnia del tenente colonnello Marco Turrini, del comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Comandante, buongiorno. Buongiorno a lei. Controlli che sono fondamentali, questi per garantire la sicurezza dei cittadini. Sì, è un'attività di prevenzione specifica, mirata, che stiamo svolgendo in questi momenti. Abbiamo circa un centinaio di carabinieri impegnati sul territorio di Treviso e di tutta la provincia, ed è un'attività importante proprio per monitorare eventuali presenze sospette, quindi autovetture, soggetti che possano poi rendersi responsabili di reati nella nostra provincia. Rimane fondamentale l'aiuto e il sostegno dei cittadini con le segnalazioni. Sicuramente sì, le informazioni che ci pervengono dai cittadini sono fondamentali, quindi queste segnalazioni al 112, al nostro numero di emergenza, servono a orientare proprio la nostra attività di prevenzione e anche a dare elementi che poi possono essere utili per sviluppare un'attività di contrasto che magari richiede più tempo, ma che comunque è importante appunto per cercare di frenare questo tipo di fenomeni. Controlli su strada, come avete visto, con l'ausilio delle auto, ma non solo, perché c'è anche l'ausilio dell'elicottero. Sì, grazie al supporto del 14° Elinucleo Carabinieri di Belluno possiamo svolgere questa attività congiunta, che vede quindi un impiego di pattuglie su strada ma anche un supporto dall'alto, quindi un occhio veramente che consente il monitoraggio della porzione di territorio che in quel momento stiamo presidiando. Quando vi accorgete, trovato qualcosa di anomalo, lo trasmettete direttamente anche all'elicottero? Sì, il contatto è stretto fra le nostre centrali operative, le pattuglie su strada e l'elicottero. Questo consente una tempestività di intervento immediata, maggiore, e quindi di riuscire ad arrivare a identificare il soggetto di interesse piuttosto che fermare l'autovettura sospetta in tempo reale. Come potete vedere, l'elicottero si sta alzando, sta andando a sorvolare le zone considerate maggiormente a rischio, quelle dove c'è stato un alto numero di furti come Preganziol, Mogliano, Carbonera, Breda Le Chiave. Le decisioni della Consulta, oggi il via libera al referendum a 5 dei 6 quesiti sulla giustizia, bocciato quello sulla responsabilità civile dei giudici, bocciato anche il quesito sulla depenalizzazione per la coltivazione della cannabis, ma l'eco maggiore di queste ore riguarda ancora la bocciatura sul referendum per l'eutanasia legale. Perso un'occasione di democrazia e l'attacco dell'associazione Luca Coscioni, che in Veneto aveva raccolto 40.000 firme a sostegno. Diverse le opinioni sul fine vita tra PD e Lega a Treviso, ma uguale l'appello: il Parlamento torni protagonista, serve una legge. Sentiamo. Non è nel nostro ruolo quello di contestare o commentare le sentenze della Corte Costituzionale. Peraltro io non sono un giurista innanzitutto, ma poi dobbiamo ancora leggere la sentenza, abbiamo solo letto un estratto. Dopodiché evince un problema. Il problema è che bisogna legiferare. Se non lo possono fare i cittadini tramite un referendum, che lo faccia il Parlamento quanto prima. Dobbiamo riempire questo vuoto normativo in merito al fine vita. Io personalmente mi sono speso come consigliere comunale raccogliendo e certificando firme. Io avrei sostenuto e sostengo tuttora questo referendum, e le sostengo anche il disegno di legge proposto per un fine vita dignitoso e un'eutanasia legale. Io penso che per tutelare la vita umana bisogna tutelare la dignità delle condizioni di vita durante appunto la stessa vita, e la dignità nella fine della vita. A oggi la dignità nel fine vita non è tutelato. Quando non si può celebrare un referendum è sempre una sconfitta. Attendo di poter leggere, diciamo, la sentenza. Certo che questo rimette la palla al Parlamento, e il Parlamento ritorna centrale. Una legge serve. Bisogna capire cosa si intende per respirazione artificiale, cosa si intende per alimentazione artificiale e cosa è un trattamento medico, cosa non lo è. Sono molte le cose da indagare. Io sono per il rispetto
della vita dal concepimento fino alla morte naturale, quindi credo che la vita debba essere sempre rispettata, bisogna coniugare con quella che è la dignità del paziente in momenti così tragici come quando una persona si trova vicino alla morte. Credo che bisogna anche riprendere tutto il tema delle cure palliative e quindi che più che tanta eutanasia siano necessarie più cure palliative. Dibattito inevitabile anche tra i cittadini. Sono del parere che deve passare questa legge perché è assurdo che rimaniamo così ancorati a un qualcosa che ormai non ha più senso. Ecco, quindi sono d'accordo per l'eutanasia. Ognuno deve avere il diritto di scelta, possibilità di fare una scelta che sicuramente non è una scelta facile. La mia esperienza è stata veramente forte e posso dire che io sono a favore nel caso che l'ammalato non sia più recuperabile. Penso che non sia più una vita stare in un letto e non avere la possibilità di fare più niente, cioè quella non è più vivere, è sopravvivere. Credo che dove si può applicare con coscienza sia da accettare. Sono d'accordo e poi deve decidere soprattutto chi ha queste problematiche qua, basta. Per me è una cosa che potrebbe essere fatta con delle leggi normate bene, purtroppo in Italia c'è il Vaticano e quindi la vedo dura. Ognuno di noi dentro sa cosa vorrebbe fare, ma se noi non siamo consapevoli di quello che non vogliamo, che non sappiamo e cosa vogliamo fare, dobbiamo fare i medici sono là per noi, abbiamo i nostri figli, abbiamo i nostri parenti e saranno loro che decideranno per noi. Io non lo farei, nel senso non mi sentirei di farlo io, però ripeto, ognuno è libero di scegliere della propria vita e basta. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in diretta, ripartiamo allora da Red Canzian e dal suo nuovo messaggio via social ai suoi fans e il netto miglioramento delle condizioni dopo la grave infezione che lo aveva colpito a gennaio. Ciao a tutti, come vedete le cose stanno andando sempre meglio. Io cammino, mi muovo, faccio le scale, sto facendo fisioterapia, la voce sta ritornando e insomma va tutto bene. Un passo alla volta per tornare alla musica, ai fans, al palcoscenico. Red Canzian affida di nuovo ai social il suo messaggio per mostrare come la terribile esperienza dell'infezione al cuore, che a gennaio lo aveva costretto al ricovero in terapia intensiva, stia lasciando il posto alla normalità. Un Red Canzian decisamente migliorato rispetto al messaggio registrato all'ospedale Cafoncello per la sua prima passeggiata nel giardino del nosocomio. Era l'inizio di febbraio e già la sofferenza evidente lasciava il posto alla grinta di sempre. Una grinta che in questi giorni, con il ritorno a casa dall'ospedale, lo ha spinto anche a denunciare su Facebook il tentativo di raggiro di un truffatore che si spaccia per lui online con l'obiettivo di agganciare fans per spillare denaro in qualche modo. Devo mettervi in guardia, ha scritto in un post, da un ennesimo mascalzone che si spaccia per me. Io non ho chat dal vivo, non ho chat private e l'unico posto dove rispondo è proprio qui, sul mio Facebook. Vi prego di non cascarci in queste truffe e soprattutto di segnalarlo. Nel frattempo la voglia di tornare è tanta e soprattutto di riprendere la guida del suo Casanova Opera Pop. Mi manca solo una cosa che è veramente importante, rivedervi, stare sul palco, abbracciarvi, ma succederà presto. A San Biagio di Callalta adesso, dopo la raccolta fondi che di fatto ha dato il via al progetto di restauro del campanile della Pieve, oggi il primo atto di un percorso importante per la comunità. L'ultima campana dell'antica Pieve lascia il campanile e raggiunge le sorelle già arrivate a terra. Un lavoro iniziato di buon mattino e salutato dagli sguardi commossi di alcuni parrocchiani e dall'artefice di questa grande opera di rinascita e ristrutturazione, Don David. In mezzo ai suoi parrocchiani a condividere l'emozione di un momento tanto atteso e che porta con sé un alto valore simbolico, raggiunto con lo sforzo anche economico di tutta la comunità. E poi soprattutto significativa quella dedica
che dice proprio Fidelium Pietas, cioè la pietà dei fedeli, ha donato, ha fatto, ha costruito queste campane, questo campanile. Quindi è un momento storico perché diamo restauro, che vuol dire recuperare un pezzo della nostra storia, della nostra identità. Destinate ad un laboratorio a Innsbruck, le campane potrebbero tornare a suonare già per questo Natale. Il campanile dell'antica pieve infatti funge anche da torre campanaria per la nuova chiesa parrocchiale. È un modo per ricordare le campane che una volta chiamavano la gente del paese in chiesa. Le campane e era sveglia. Mi manca proprio veramente. Io ero chierichetto, ho fatto il chierichetto per anni sulla chiesa vecchia, ancora, visto l'età. E prima, per chiamare i fedeli, l'ultimo quarto d'ora si suonava a campanella ed era quella lì più piccola. Accanto alle giganti, circa 850 kg l'una, anche il piccolo campanello che sarà restaurato. Trovato proprio da Don David in un magazzino della parrocchia, porta la data del 1680. Era la campanella del precedente campanile che sorgeva dall'altro lato della chiesa. Una chiesa, la Pieve, che fu ospedale durante la guerra, simbolo dell'identità di questo comune e della sua comunità. Questa è una delle pievi più antiche della diocesi di Treviso. La prima documentazione la troviamo in una bolla papale del 1152. A fine del 300 prende il nome San Blasi di Callalta per la costruzione della Calisalta, la nuova strada. La nuova sfida per la solidarietà lanciata da Elisa Adamo, figlia di Walter Adamo, l'ex primario di ginecologia di Treviso, morto di Covid. Guardate. La forza che supera ogni ostacolo, ogni limite anche fisico, quella della determinazione che ha spinto la giovane Elisa Adamo, figlia del compianto Walter Adamo, ex primario ginecologo stroncato dal Covid il 9 dicembre di 2 anni fa, a proseguire l'impegno del papà nel mondo della ricerca e della solidarietà con l'associazione Adamo a disposizione dell'amore. Dopo la sfida riuscita di prestare le sue gambe a Cristina nella mezza maratona di Treviso dell'ottobre scorso, lei, che atleta non lo è mai stata, ora Elisa lancia soprattutto alle donne una nuova sfida: iscriversi ad una corsa benefica partecipando virtualmente in territorio trevigiano. Si tratta di un evento che si chiama Just the Woman I Am, che viene organizzato appunto per raccogliere fondi per la ricerca universitaria sul cancro e appunto è organizzato dal Politecnico di Torino. Loro il 6 marzo correranno a Torino, però c'era la possibilità appunto di iscriversi anche virtual, hanno chiamato così, quindi con l'iscrizione appunto di 20 euro poter correre questi 5 chilometri nella propria città. La chiamata è per domenica 6 marzo alle 11 sullo Stiglia. Invito veramente tutti a pensare che se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche voi, quindi è sempre un passo dopo l'altro. Un lancio che l'assessore Manera, in studio ad Antenna 3 durante il collegamento, ha accolto proponendo di esportare il progetto di partecipazione virtual alla corsa di solidarietà il prossimo anno direttamente a Treviso. Poi magari il prossimo anno lo organizziamo a Treviso e si collegano da Torino, facciamo così. Abbiamo sperimentato e stiamo sperimentando in questi 2 anni di pandemia tanta rabbia, ma c'è a Nervesa della Battaglia fra poco un corso di galateo, di buone maniere, che diventa occasione anche per riscoprire dunque la gentilezza contro la rabbia da Covid. Pillole di gentilezza e buone maniere utilissime in tempi di crisi emotiva, rabbia repressa dovuta alla pandemia e crisi identitaria che molte famiglie, ragazzi e cittadini stanno vivendo da 2 anni e mezzo. Giuliana Meneghetti, ex responsabile del cerimoniale della provincia di Treviso, insegna le buone maniere nell'abbazia di Sant'Eustachio a Nervesa della Battaglia attraverso un corso di galateo. Le buone maniere sono quelle che pongono al centro il rispetto di noi stessi e degli altri, la discrezione dei sentimenti, l'eleganza, l'umorismo e sicuramente anche una buona dose di saggezza. Essere gentili fa bene, specialmente in tempi di pandemia, dove la mancanza di empatia e accoglienza nei confronti del prossimo possono far scaturire in noi sensazioni di ansia e forte incertezza sul futuro. Gesti di cortesia, amicizia e generosità fanno bene non solo a chi li riceve, ma anche a chi li esercita. Possiamo ad
esempio ascoltare una persona, ma ascoltare nel vero senso della parola, quindi non soltanto con le orecchie, ma anche con gli occhi. Quindi questo vuol dire guardare la persona nel viso e dimenticarci di tutto quello che ci sta attorno, quindi non guardare il cellulare, non guardarci le unghie, non toccarci i capelli, ma io e te. La gentilezza può anche governare reazioni che spesso scaturiscono in rabbia. Se incominciamo poi a discutere, magari si rischia di trascendere, invece soltanto con il silenzio. E la comunicazione gentile ed efficace parte anche dal saper controllare il tono della voce. È molto bello quando una persona sceglie le parole con cura. L'importante è non ferire. Se vogliamo che il nostro figlio cresca educato e gentile, deve sicuramente avere l'insegnamento anche della famiglia, che è la prima società. Adesso le notizie dal Bellunese. E torniamo a parlare della bocciatura del referendum sull'eutanasia illegale e agganciandola al caso di Samantha Dinca. Delusione, amarezza e rabbia dei genitori della giovane in stato vegetativo dal 4 dicembre 2020. Genzianella e Giorgio Dinca hanno sperato fino all'ultimo nel buon senso dei giudici della consulta sul fine vita. Io metterei tutte quelle persone che hanno preso questa decisione nei stessi panni che noi da genitori e di famiglia stiamo passando con Samantha. Giorgio e Genzianella ci hanno sperato fino all'ultimo. In cuor loro confidavano che la decisione dei giudici della Corte Costituzionale chiamati ad esprimersi sull'ammissibilità del referendum che proponeva di depenalizzare il reato dell'omicidio del consenziente fosse animata dal buonsenso. E invece il giudizio negativo è stato accolto con amarezza, delusione e rabbia. Da quasi 2 anni la famiglia Dinca chiede di ridare libertà alla figlia Samantha, che versa in uno stato di coma vegetativo irreversibile. Ogni giorno è una sofferenza, sofferenza e ancora sofferenza. Mio marito ha contato i giorni, mi sembra detto 432. Facciamo come Beppino Inglaro, che ha contato anche lui i giorni con sua figlia. Lo scorso novembre il Tribunale di Belluno ha nominato Giorgio Dinca amministratore di sostegno della figlia Samantha, che in questi giorni si è aggravata. L'equipe dei medici che ancora la giovane sta valutando le sue condizioni. Mio marito sarà contattato sul da farsi, dice mamma Genzianella, che ringrazia quel giudice che a loro ha dato la possibilità di compiere un atto d'amore per la figlia. La sua sentenza ci ha sorpreso. Siamo rimasti contenti, tra virgolette, non che questa tutta situazione comporti felicità, però ho detto finalmente c'è qualcuno che ha rispetto. Quello stesso rispetto che non ha avuto la Corte Costituzionale, afferma la signora Dalzot. Le situazioni bisogna viverle. Io trovo che la mancanza di rispetto per la vita umana è proprio il suo comportamento, sicuramente non il nostro. È di circa 2.000 euro in contanti il bottino del furto messo a segno nell'abitazione del parroco di Querovas. Ignoti si sarebbero introdotti nella casa senza fare particolarmente fatica. Nessun segno di effrazione è stato rilevato dai carabinieri chiamati sabato sera da Don Alessio, che ha denunciato l'accaduto. Il bottino è frutto delle offerte messe a disposizione della Chiesa. Il colpo sarebbe stato messo a segno tra le 17 e le 19 del 12 febbraio. Adesso parliamo del Nevegal, perché slittano i tempi di pubblicazione del bando di gara per l'acquisizione degli impianti. I ritardi accumulati sono pesanti, ben oltre quanto prospettato nella delibera approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Belluno lo scorso novembre, quando si concordò di accogliere l'offerta irrevocabile di vendita degli impianti da parte della società Nevegal 2021, di dare via al bando per l'affidamento della gestione. Ma se la fortuna è cieca, la sfortuna sul Nevegal ci vede benissimo. Del bando non c'è traccia e sul colle tira di nuovo brutta aria. Una bella doccia fredda. Sono passati 7 mesi dalla perizia di valore degli impianti, e i 7 mesi non hanno ancora stabilito chi è l'ingegnere, chi è l'ente che deve fare il bando. Il bando, atteso per gennaio, non uscirà prima dell'inizio dell'autunno, quindi il boccino passerà di mano alla prossima amministrazione comunale. Sicuramente le decisioni dell'acquisizione degli impianti spetterà il nuovo sindaco, per cui noi dobbiamo assolutamente sperare che il nuovo sindaco sia più determinato
di questa giunta e di questo sindaco che obiettivamente ha giocato un po' a melina. Una tattica tanto rischiosa quanto incomprensibile. La stagione invernale sta andando bene, ma il Nevegal così com'è non guadagna neppure quando è baciato dalla grazia della neve. Una gestione privata non può investire su impianti in perdita, afferma Slaviero. Va bene buttare via i soldi, però buttarne via tanti non è possibile. Come si immagina lei il futuro prossimo? Il futuro prossimo me lo immagino con un sindaco determinato, che faccia un tavolo di lavoro importante con noi, che abbiamo dimostrato di saper gestire molto bene gli impianti. Quindi sindaco e ente privato, provincia e regione assieme per determinare il futuro del Nevegal, perché se il Nevegal rimane chiuso anche un anno, il prossimo anno non ce la facciamo a tenerlo aperto, il Nevegal non si riapre più. Spero che il nuovo sindaco abbia Nevegal nel cuore. La programmazione domani sera su Antenna 3, dalle 21:15 torna la Zanzega. Non potevano che essere le colline del Prosecco, patrimonio mondiale UNESCO, la prima tappa del viaggio di Lele Marcassa e Ivo Gallo. La Zanzega torna sugli schermi di Antenna 3 domani alle 21:15. Appuntamento da non perdere. Andremo a conoscere le bellezze, gli angoli più suggestivi, i luoghi evocativi, le storie e le eccellenze agroalimentari dei territori tra i comuni di Tarzo e Vittorio Veneto. La puntata inizierà dai Colli di Arfanta, dove all'interno della parrocchiale è custodita una preziosa pala rinascimentale di Francesco da Milano. Poi nell'antico borgo di Fratta, impreziosito dalla via dei Murales, per poi proseguire lungo le sponde dei laghi di San Giorgio e Santa Maria, che ancora riflettono la luce lussureggiante dei boschi circostanti. Luoghi pieni di natura e fascino che hanno emozionato il grande poeta Andrea Zanzotto. I sapori terzesi verranno raccontati invece all'interno dell'albergo ai Pini, dove da oltre 100 anni continua la tradizione della famiglia della Pietà. Ma questo è solo un assaggio di quello che Lele Marcassa e Ivo Gallo vi faranno scoprire. Fra musei, ville e tradizioni, ogni giovedì alle 21:15 scopriremo le bellezze del Nord-Est. A proposito di programmazione, vi ricordo sempre che dal 9 di marzo scatterà il nuovo passaggio verso la televisione digitale, lo switch off, e in Veneto le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sul canale 10, Rete Veneta sul 14, Tele Nord-Est sul 18. Quindi per continuare a seguire la nostra informazione ricordatevi i nuovi numeri dal 9 marzo, 10 per Antenna 3, 14 per Rete Veneta e 18 per Tele Nord-Est. Tutto questo dal 9 di marzo. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Alta pressione sempre più forte e via via si assopisce nuovamente l'inverno. Il clima infatti sarà meno freddo e con caratteristiche più primaverili. Vediamo il dettaglio di giovedì 17 febbraio. Sul Veneto nelle prime ore varie nubi basse e nebbie in pianura e anche nelle vallate prealpine, localmente persistenti. Per il resto cielo da poco nuvoloso a sereno, precipitazioni assenti, venti deboli da direzioni variabili. Temperature come detto in aumento, minime tra -2 e 4 gradi, massime comprese invece tra i 5 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, inizialmente anche qui cielo molto nuvoloso e coperto, a seguire invece più sole dappertutto. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sui 6-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, qualche addensamento ma insomma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime sui 15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci.
busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.